Carissimi, è bello incontrarci qui come pellegrini della diocesi di Vicenza insieme ad altri pellegrini che in questi giorni frequentano questo santuario in occasione della festa di Sant'Antonio di Padova. Ecco, possiamo dire che Antonio teneva sempre appresso la fiamma dell'amore divino, che lo spingeva ad annunciare la parola di Dio come un fuoco. Così la vita di Antonio è stata animata dalla speranza, aprendo se stesso, aprendosi alla fiducia, aprendo anche gli altri alla fiducia in Dio, nell'amore di Dio, e contagiando di speranza quanti ascoltavano la sua predicazione, che sappiamo essere accompagnata anche da segni prodigiosi. Ma pure ai nostri giorni Antonio infonde speranza in tante persone che qui giungono in pellegrinaggio, come abbiamo fatto noi questa sera, perché qui sperimentano l'intercessione di Sant'Antonio attraverso la guarigione qualche volta del corpo, altre volte dello spirito, altre volte con una vera e propria conversione.